Cosa me ne faccio dell'amore se non ti posso più salvare? Ciao a tutti, sono Alessandro Cenedese. Ogni tanto sbaglio il cognome perché ho la C che diventa Z. Comunque è canadese con tutte E. Sono di Susegana e Daghine. Cosa me ne faccio di una... Chi è Alessandro Cenedese? Un songwriter, uno che scrive canzoni. Chi è fino in fondo non lo voglio neanche sapere, forse 80 anni, ecco. Ho iniziato cantando a 8 anni a Chi di Fausto Leali al battesimo di mia sorella, insomma, quelle feste lì. Verso i 14 ho capito che volevo fare musica e non ho più smesso. Diciamo che adesso cerco di dare dignità all'attività musicale di songwriter. Facciamo un'altra volta, ma se non ti posso più... È abbastanza complicato vivere economicamente della propria musica, quindi nel mio caso cerco di diversificare le attività, quindi non solo scrivo canzoni, ma mi occupo di promozione per artisti, band e uffici stampa su Spotify e da poco sto cercando di dare una mano in una piccola radio locale che è appunto una radio storica, si chiama Radio Conegliano. Genere musicale, nasco come batterista thrash metal, stile Pantera, Sepultura, Slipknot, eccetera. Poi ho conosciuto i Radiohead di OK Computer e Key Day anche, e poi ho scoperto tutto il grande cantautorato italiano, battiato su tutti, quindi la mia musica è un po' una somma di tutto questo. Direi questa cosa qui, la musica da ascoltare è sempre quella che non hai ancora ascoltato. Non importa, lascia stare. Da febbraio sto cominciando a far uscire ogni mese e mezzo tutta una serie di singoli. L'ultimo si chiama Ballad coi lupi. Non c'entra niente Kevin Costner, ma il pezzo è abbastanza intriso, insomma, è abbastanza, forse anche un po' triste, se posso. Mi serviva un titolo un po' da avant spettacolo. La canzone è un lento, quindi una ballata, quindi in inglese una ballad, e l'ho chiamata Ballad coi lupi. Mi chiamo Alessandro Cenedese. Tanti mi chiedono dove posso ascoltare la tua musica. Al costo di dire una cosa scontata, basta andare su Google e digitare Alessandro Cenedese. Poi se mi ascoltate su Spotify, YouTube, Deezer, Apple Music, fa uguale. A me interessa che la musica arrivi e spero possa aiutare o comunque confortare qualcuno. Io ringrazio QDP News per il vostro tutto tempo. Ricordo che QDP News non è una bestemmia, ma vuol dire quotidiano del Piave. A presto, grazie. Se non ti posso più cercare.